Io rimasto senza parole. 48 mi pare. Sì. Fitta, Marco. Eh no, dopo va che dovevi allichidire, Stai filmando l'entrata in scena? Ah, si scende? Adesso sta andando. Boh. Si scende. Oh, dopo andiamo all'Uraghe, Doni. No, che all'Uraghe, fai su che del più si vai, c'è da Sacuri. Ragazzi! Oh! Qua! Scusate, non si sta Da qua. Miro, ci ritroviamo. Spedizione. Almeno regge di più. Minchia, tu c'hai il frigo delle birre, crai che trono. Ah sì. Vuoi il cambio? Una lima. Porta. Si vede la sedra! Entra. Entra Fabio! Non entra! cosa da gusto? Quella non si tocca. Quella non mi prendo la responsabilità. Sì. Io quella no. Tanto stiamo bruciando tutto. Sono qui con Limen Archeosarabus, oggi una pulizia della tomba di giganti su Bresoni, bellissima, questa è una tomba enorme, tantissima gente, forse più di 30 persone oggi. Questa pulizia archeologica sta diventando un appuntamento sempre più condiviso, con una partecipazione sempre maggiore e io sono contento di essere qui, anche se non sto dando una mano fisicamente, però sto cercando di documentare tutto. Sì. Adesso si vede. Sì. Chissà che puliamo anche queste qua. Ma sei proprio bello, sei. Ma di chi è? La supervisione durante questi lavori è una cosa importante. Certo, è importante perché è sempre meglio monitorare chi fa questi interventi, queste operazioni,
in modo che non venga fatto magari qualche danneggiamento sia alle strutture che magari anche non intenzionalmente riportare alla luce reperti che possono trovarsi nel sottosuolo. Per esempio è molto importante non sradicare le piante. Per quanto riguarda il taglio della vegetazione che sta sopra le strutture è importante rispettare certe piante perché il taglio anche eccessivo potrebbe aggravare la situazione. La pianta sviluppa poi maggiormente l'apparato radicale, quindi potrebbe spostare le pietre oppure potrebbe seccarsi la pianta, creare un vuoto all'interno delle murature, facilitare i crolli. Quindi è importante la presenza dell'archeologo. Quindi non si può andare così a pulire, No, bisogna a parte sempre che è fare... previsto dalla legge. Ok. Quindi è proprio una questione anche di legislatura. La figura dell'archeologo è sempre richiesta dalla soprintendenza e oggi ci sono io. Vuoi dare così un giudizio sulla giornata? Spettacolare, sono contento perché ci sono molte persone. È bella di nato, mi dai una cosa. Hai visto? Adesso noi in mezzo a sta natura. Diciamo che è una soddisfazione non indifferente vedere un sacco di giovani che si danno da fare per cercare di rimettere in mostra, in visibilità un monumento simile. Giovani, meno giovani, tutti quanti. Questo lo dobbiamo a questi giovani, Danilo e i suoi amici che si stanno dando da fare veramente per valorizzare questi monumenti che diversamente nessuno di noi avrebbe mai scoperto. Sì. Vedete che mi devo pettinare, E quello l'hanno utilizzato per portare. Perché così poi fai una ripresa dall'alto. La pulizia è finita, bellissimo, è stato pulito veramente tutto. Adesso stiamo andando in un posto qua vicino, su Zoyao Experience, che molti di voi sicuramente conoscono, dove ci sarà la seconda parte di questa giornata, quindi il pranzo, che poi è il momento più bello. Poi sta gente quando è bravo. Interessi solamente il mare e la spiaggia, ma non è così. Ah, se facciamo così chissà che tagliamo. Poi facciamo pecora? Capra. Oggi Capra? abbiamo capra. Sì. Tra poco gli facciamo il sale e poi ci siamo. Un'altra oretta e mezza e siamo pronti. Voi state facendo lo spiedo? Stiamo spiadando. È una catena di montaggio.
Devi cadere ai loro piedi, cioè si discute sempre di questo, tu devi controllare. Ah, ma è proprio bianca, eh? Ancora da cosa che è grossa oggi, Questa del centro sì. Non ti dimenticare, non ti preoccupare. Sì? Ancora? Quindi il sale se ne mette tanto. Se la metti nel momento giusto puoi metterne anche tanto. Non bisogna metterlo alla fine. Questo è il momento giusto, la carne si è bagnata, chiappa il sale di cui ne ha bisogno, poi lei lo butta fuori, naturalmente. Questo è una roba. Dai, bravo. Sempre dal mondo agropastoral, E poi adesso il gioco, allora quando le cose che oggi... Posti di blog, no. Posti di blog così. Tanto che i carabinieri mi conoscono perché mi hanno fermato talmente tante volte che alla fine mi dicono va. certo. Ah, è lei, è il professore, va. Lì c'è un po' di far west, No, ma qua c'è io, il vice sindaco. Sono un consiglio comunale, Grazie. attento mi sta sbermo. Vabbè. Buonissimo, che formaggio è? Molto buono. Capra e pecora. Vabbè, sì. Il formaggio in Sardegna è Però sono bravi. una cosa indescrivibile. E c'erano tutti i ragazzi che volevano andare da qui a Cagliari perché qui magari non c'era chissà cosa, quello che magari sognavano loro qui non c'era, no? Oggi la gente vuole proprio le cose che noi abbiamo messo lì perché eravamo grezzi, hai capito? Cioè, quindi il bello è quello, tirare fuori proprio tutte le cose di una volta, quelle cose che ci hanno insegnato i nostri nonni. Secondo me sono quei turisti perché se fai ristorazione ce l'hai 5, 6. Vuol dire qualcosa, Ce n'è uno che mi ha incuriosito. Ha già detto, io. Bisogna poi dipende, oggi ad esempio abbiamo solo un tipo di carne, quindi diciamo che è un po' più semplice. Quando già ci sono diversi tipi di carne, c'è la carne che magari vuole 1 ora e mezza e la carne che vuole 2 ore. Quindi bisogna saper gestire il fuoco, mettere un po' più fuoco in quella che vuole più cottura, un po', quindi è un po', invece oggi diciamo che è più semplice. E poi soprattutto saperle infilare, mettere sempre le parti più grosse al centro, come abbiamo fatto oggi, mentre la parte delle costole sempre in punta, in modo che gli arrivi un po' meno fuoco. Quindi in punta intendi ai In punta lati? è qua, nei lati. Infatti qua abbiamo il costato. Ecco, vedo, lì c'è proprio la parte più grossa al centro. E invece lì in fondo abbiamo la parte del collo. Costato e collo e al centro la coscia e tutte le parti un po' più, la polpa diciamo che vuole più calore. Questo è salame, è un pochettino nero perché è aromatizzato al mirto, è buonissimo e infatti si sente il sapore del mirto. Buonissimo. Facciamo così, fammi una domanda e io ti rispondo alla domanda. L'ennesima pulizia che fate nel territorio del Sarrabus e del Gerrei? Sì, oggi tra l'altro una pulizia molto importante perché era un sito molto grande, molto bello, sconosciuto ai più, che rientra in un progetto molto più ampio che si chiama Sentieri Primitivi del Sarrabus e che quindi prevede poi anche la realizzazione di un sentiero con cartellonistica che dà delle indicazioni ai turisti. Quindi
è veramente una perla che si era dimenticata, che stiamo restituendo alla collettività, quindi sono molto molto felice per questa pulizia di oggi. Poi partecipatissima, c'erano 40 persone, molto molto bello. Ti ha chiamato lui? C'è questa tipa pulizia, se non sono partita da fare, sono per te. Lì c'è. Allora sì. Ok, vai. Eia. Vai, ti do la mano, Gabri. Martina, guarda. Ti dico. Vai. a terra, non si bisogna questa roba da fare. Ok. Tira abaixo. Cada prolongamento. Aí, vai. Poi non ti dà casa da castiare. Ehi! Ai, dai. Vai. Questo è buono, rallenti. Comunque non vale. Sega. Ero lontano anche dalle associazioni culturali, no? E mi sono avvicinato poi da poco. L'associazione culturale è anche questo, stare insieme, collaborare, prestarsi per gli altri, incontrare Martino, Danilo, Marco, un gruppo, sarà così anche per loro, non lo so, però sentirci vicini e collaborare appunto per un obiettivo che è la Sardegna, i giovani, la nostra storia. Avete un nuraghe qui vicino, Sì, giusto? Qui c'è un nuraghe. Perdulodo, è un nuraghe molto bello che invito tutti a visitare Pedruloddo, perché Pedruloddo è proprio, ci si può entrare dentro, ci sono delle stanze da visitare molto particolari. Susoian nasce un po' come un sogno, no? È una lunga storia, però poi è uno di quei sogni che piano piano sta diventando una realtà. Importante, meno importante, non lo so, è una realtà per il nostro territorio, il territorio di San Vito, forse non tutti lo sanno, è vicinissimo al mare e non ha uno sbocco al mare, ma ha delle montagne favolose, quindi invito tutti a venire a San Vito e visitare il nostro territorio, le nostre montagne, c'è un patrimonio ambientale favoloso, archeologia e socializzare anche attorno ad un tavolo con un pezzo di carne arrosto, no? Grazie. E un bicchiere di vino, e questo è importante. Quindi questa è la salsiccia sarda, giusto? È proprio della zona? Diciamo che ognuno la fa A modo suo. Ad esempio questa ho visto che ha molto finocchietto. Sono gusti. Perché alla gente non piace. E invece è buono. Sono gusti. Vita nelle lumache. Ma assaggiate le lumache. Mai mangiato lumache? Mai mangiato lumache in vita mia? Vieni a casa quando le fai. Dai. Perché sono concentrato io adesso. La mamma al caffè nuragico, no? Vedi? Ma non mai c'ho di queste persone che organizzano queste cose. È un ragazzo dolce. Perché se no ci fosse persone come Danilo a organizzare queste cose. Danilo, No, Martino, Danilo, Martino tutti Company, quanti. però sono grazie a loro che rivediamo questi monumenti e anche sui sentieri puliti, se no non hai l'elicottero a visitare. Questa è la 15ª organizzata, ma abbiamo partecipato anche ad altre, a Tirtenia, a Castiades, quindi all'attivo abbiamo quasi 20 siti archeologici ripuliti. Molti non conoscono gli strumenti, che alla fine si tratta semplicemente di mandare una lettera alla sovrintendenza chiedendo la pulizia di quel sito, ovviamente indicando un archeologo che faccia la sorveglianza, che quindi dovrà essere ricompensato per quella prestazione, e si fa con i comuni, con i privati, con tutti. San Vitesi sono dimostrati generosissimi, hanno finanziato la nostra attività e oggi siamo riusciti a raggiungere questo importante risultato. Dai, alla fine l'abbiamo fatta l'intervista, no?
la giornata è finita, io cerco un passaggio per casa, che sono sempre a piedi, e è stata una bellissima giornata, veramente. Tantissimi amici, ogni volta che si va via di qui è difficile, però si torna un po' alla normalità. La parte più bella della giornata è tornare a casa e c'è Diego che mi aspetta. Diego! Ma non si può così, ma non si può così, non si può, Diego, sono qui. Dove vai? Sono da solo. Oh Diego, sono da solo. Non si può così. Ma sei troppo bello. Yuko! Wait. Yuko! Dai, andiamo dentro. Come stai, Diego?